Grazie e buongiorno a tutti. Vedo che tenete ancora a botta, non so per quanto. A Pasqua ci vediamo, Pasquetta. Io sì. Pasquetta Ah, sì. c'è qualcuno che viene? Sì. Mettiamo la colomba. Beh, ovvio. Non anche salame, non solo cosa. Allora, andando subito oltre, saluto ovviamente a voi e a tutti quelli che sono collegati e ringraziamento a voi per, ogni tanto è giusto dirvelo, no? Per l'eccezionale lavoro che avete fatto e state facendo. Io penso che se qualcuno dovesse scrivere la storia di questo coronavirus, per il Veneto scriverebbe sicuramente un sacco di valutazioni, ma potrebbe dire che si creò in quegli anni, in quei giorni, una rete del mondo della comunicazione che ha diffuso le informazioni validate scientificamente, insomma, abbia creato. Cioè, mettetevi nei panni del cittadino che è a casa, quindi veramente è merito vostro se riusciamo a comunicare così bene con i cittadini. E quindi l'appello di comprare i giornali, comprate i giornali, che è un modo per aiutare anche il territorio che resti informato. Il totale di tamponi sono 153.000, considerate come siamo martedì, tra oggi e domani parte sta macchina che vi ho detto, che ci è costata quasi 400.000 euro, 350, 400 con montaggi, robe varie. E vi ricordo anche che questa macchina è interessante vedere, è installata presso il laboratorio del professor Crisanti, l'abbiamo installata lì, e cioè è una macchina che è unica nel suo genere, è l'unica in Italia, per cui una macchina che farà 9.000 tamponi in autonomia da sola. Quindi noi puntiamo ancora sulla politica dei tamponi, che è fondamentale, insomma voi sapete, l'esperienza VO, tutto quello che sapete meglio di me. In isolamento in questo momento ci sono 18.866, vado piano perché Chiara mi ha detto che fa tutti i numeri veloci, non è facile, e quindi calano anche le persone in isolamento. Crescono ancora ovviamente i positivi, sono 11.925 e sono esattamente 227 in più rispetto a ieri. Guardate, qui stanno arrivando i tamponi, cioè noi abbiamo un arretrato di tamponi che si sono accumulati per mancanza di reagenti per tutta una serie di attività. Il dottor Front mi sembra ne avesse all'altro ieri 8.000, 7.000, 9.000, non me lo ricordo più, 7-8.000 ne aveva più o meno. C'erano 5.000 anche a Venezia, considerate che poi a questi cos'è che accade? Accade la cosa che non è virtuosa ma è virtuosa, che se arriva il paziente grave, il paziente urgente da validare, magari qualche tampone di qualche contatto eccetera, poi rischia di restare indietro. Adesso speriamo di andare al regime, cioè non è colpa di nessuno, è un mondo che va così. Se avessimo tamponi e avessimo fisicamente il tampone e reagenti andremmo spediti a 100 all'ora, il problema è che i reagenti non ce li abbiamo, quindi la capacità delle macchine che abbiamo, che noi abbiamo comprato durante questa emergenza per darle a tutte le microbiologie, sono macchine che lavorano al minimo e non riescono a lavorare al massimo perché non ci sono i reagenti, perché dipendono dai reagenti. I ricoverati sono 1.876, vedete che stanno calando i ricoverati, vi portavo sempre tabelle con 2.000, no? Terapia intensiva 2,97, onestamente è da un pezzo che non vedevo questo numero, sono meno 29. 23 marzo. Bravo, meno 29, siamo andati sotto i 300. E ripeto, so che dico sempre le stesse robe, questo è il merito dei Veneti. Per carità, dei sanitari assolutamente sì, però le restrizioni rispettate sono state un grande impulso, perché il virus alla fine si trova solo, dice ma dov'è? Dove sei? Ne cerco qualcuno. Il virus ragiona così, se dovessimo spiegare ai bambini, il virus va in giro per le piazze, per le strade e cerca un ospite, no? È l'ospite che da contagiare, se non lo trova il virus si spompa. Proprio tecnicamente non ha più quella capacità di contagio. 297. E quindi ormai siamo a un dato che era un dato insomma di un po' di tempo fa. I dimessi che superano per il sesto giorno i ricoverati sono 1265. Sono, pensate, in totale, se voi fate la somma dei dimessi più tutti i ricoverati, comprese le terapie intensive, ieri vi ho dato un dato sbagliato, avevo fatto un conto raffazzonato, sono 3.141.
Cioè, voi sapete che fino ad oggi abbiamo ricoverato e curato 3.141 persone, questo è il dato giusto. I morti degli ospedali sono 6,34, ai quali si aggiungono ovviamente i morti, possiamo dare 6,55 sono con le case di riposo e quant'altro, come 6,34, perché il dato che ci viene chiesto, attenzione, non è che è un magheggio, tanto è vero che voi che lo sapete, siccome dopo c'è sempre qualcuno che scrive, ma nel bollettino ufficiale ci sono tutte le categorie, questo è il dato che ci viene chiesto a livello nazionale, cioè morti in ospedale, quindi diamo questo dato. E se vogliamo vedere quello totale sono 655, se non leggo male. 6,95, scusate, ho letto male, o meglio non vi ho letto proprio. 83 sono i nati, quindi vedete siamo sempre dai 70 ai 90, insomma, quindi abbiamo questa attività. E vi dico ancora due considerazioni rispetto agli sponsor, grazie. Se l'ho detto di proprietà solo se parliamo di donazioni che sono sempre proprio, però devo dire intanto continuare a ringraziare tutti quelli che stanno versando, dai top a coloro che versano anche €1, veramente grazie di cuore a tutti. Oggi voglio ricordare 3 versamenti, vi darò i prossimi giorni, vi daremo i prossimi giorni la raccolta anche di tutto il donato in materiale e in soldi, quindi dal punto di vista proprio monetario, per ogni ULSS, perché poi oltre a quello che vi dico io c'è anche il resto. Vi dico oggi che abbiamo 5 milioni di euro, ci eravamo sentiti 10 giorni fa, adesso posso annunciarvelo, della Banca d'Italia. La Banca d'Italia versa 5 milioni di euro e quindi considerate che noi abbiamo adesso più o meno 20 milioni, se aggiungete questi 5 vanno a 25, se aggiungete poi ovviamente un altro sponsor che è sui 6,5 e poi altro, insomma passiamo abbondantemente i 30. In più vi ricordo che per rapporti personali con Huawei, ovvero la conoscenza dell'amministratore delegato Thomas Miao, che ringrazio, dottor Thomas Miao ci ha fatto avere 250 tra tablet, smartphone e SIM Fastware per i pazienti Covid. Quindi quando vedete qualche foto, che vedete qualche paziente con l'iPad, è uno di questi. Sono 250 dispositivi che sono già dentro negli ospedali, però ci tenevo a ricordare. E poi infine una fondazione, la fondazione Onlus Helios di Bassano, anche qui è un gruppo di imprenditori, ha versato in attrezzature 334.000 euro, sarebbero esattamente 333.944, 334.000 euro, e in donazioni 326.000 euro. Quindi anche qui abbiamo quasi 700.000 euro di donazioni da parte della Fondazione Helios, che ringrazio. Totale dei donatori in questo momento sono 27.781. Ovviamente l'appello che faccio è che se qualcuno ritiene di dare una mano a questo sistema che oggi è impegnato per quasi 100 milioni di euro di spese extra budget, lo può fare facendo il versamento a quel IBAN, e per non prendere nota, se avete un telefonino in mano in casa fate una foto e avete tutti i numeri di tutto. E vi aggiungo anche che abbiamo parlato stamattina, abbiamo fatto con gli assessori 2 videoconferenze importanti e ne è venuto fuori intanto che vi confermiamo che si va avanti verso un piano di allentamento, non di apertura totale, ma di allentamento. Sto parlando degli ospedali ragazzi, perché quelli competono a noi. E adesso vedremo alla volta di dopo Pasqua di capire un po' i dati e capire cosa si potrà fare. Vi dico già che noi non disarmeremo le terapie intensive. Cioè ormai noi dobbiamo programmare, come lo faranno anche i cittadini nelle proprie case, no? Chi è che non avrà nella sua vita poi sempre nella credenza di casa, nell'armadio o nello stipendio del bagno un pacchetto di mascherine? Andrà a finire così. È inevitabile che noi che dobbiamo occuparci della sanità pubblica non possiamo pensare di smantellare 825 terapie intensive, metterle su un camion e mandarle sul magazzino magari per mangiare pantegane, cioè non esiste. Le teniamo invece sempre installate. Io ho un'idea, ovviamente dobbiamo toglierle dalle sale operatorie perché devono operare e devono fare altro. Ho
Ho un'idea però che se anche uno viene ricoverato per una mal di denti, non gli dà fastidio se c'ha il monitor della terapia intensiva respiratoria, perché basta il letto e il medico che lo cura. Quindi dovremmo anche abituarci a avere dei letti che avremo sempre letti sempre più di alta specialità, perché noi terapie intensive e semi-intensive smantelleremo il minimo necessario per dare funzionalità all'attività ordinaria degli ospedali. Però insomma abbiate pazienza rispetto a ospedali dei quali si parla, che sono Dolo, Schiavonia, Sant'Orso, Vittorio Veneto, da dopo ovviamente e anche gli altri ovviamente, Villafranca, quello che è, dopo la pausa pasquale cominceremo a dare le prime indicazioni. Ciò non toglie che abbiamo ancora praticamente 2000 persone in ospedale, che abbiamo ancora quasi 300 persone in terapia intensiva, più tutte quelle in semi-intensiva, e quindi ragazzi io vedo che c'è euforia in giro, però calma, perché vi ricordo che sono 4 mesi che non piove, se piove si abbasseranno le temperature e il contesto per il virus diventa anche più, come si può dire, più familiare. Quindi queste temperature ci stanno sicuramente aiutando, però è fondamentale dire ai cittadini che non abbassino la guardia, è fondamentale dire ai cittadini che non abbassino la guardia. Ai ragazzi cosa dico? Siccome mi hanno tempestato dei messaggi, se ci sarà un'uscita graduale non si discute sul fatto che i ragazzi devono uscire per primi, questo è poco, se ci sarà un'uscita graduale non si discute, i ragazzi peraltro oltre meritano comunque un premio, sono stati eccezionali, devono ancora resistere, perché finché resistono i ragazzi resiste la comunità, finché resistono i ragazzi devono resistere. Ciao, tanti mi scrivono ma amoroso è un mese che non lo vedo, recupererete, nel senso che adesso c'è fondamentale che restiate a casa, restare a casa. Peraltro devo dire, ringraziare il mondo della scuola, perché anche i ragazzi me lo dicono, fanno sessioni di 5-6 ore al giorno di lezione, quindi questo smart working, come si definisce, sta diventando realtà. Noi non saremo più quelli di prima, no? Usciremo da questa tragedia e sicuramente molte videoconferenze si faranno. Pensate, quella che faccio io con i colleghi presidenti mi è sempre stata proibita, a me è stata proibita, perché si dice che non si può fare in videoconferenza per andare a Roma. Ma andiamo a Roma perché spende Skype a niente. Cioè, facciamo la videoconferenza, è funzionale, ormai abbiamo il mondo digitale che ci aiuta e vedete anche voi, insomma, basta guardare, avete le telecamere sempre più piccole, una volta venivate col camioncino per portare la telecamera, cioè il digitale ci sta aiutando, quindi il lavoro smart, lo smart working come si dice, cioè il lavoro sempre più aiutato dal mondo digitale diventerà una realtà. Io spero sempre di avervi fisicamente le conferenze stampa, però anche voi vedete come si agevola molto il lavoro con questo mondo digitale. Domande ragazzi? Presidente, a proposito di case di riposo, che è un argomento del giorno, no? Volevo sapere se è possibile intanto ricapitolare il numero delle vittime, perché prima non ho capito. 6,95 totale, ma dopo vediamo il bollettino. Ce l'hai il bollettino? Filippo? No. Cioè, ho un report di oggi. Sì, è questo è lo stesso. Ah, Sì, è lo ecco. stesso. Ho letto anch'io quello. Ma soprattutto volevo sapere se c'è qualche dato sull'andamento dei test, dei tamponi nelle case. Dopo vi dice, parla l'assessore, lascio l'assessore anche perché è giusto, è lei che segue Va bene. questa partita. L'altra domanda del giorno. Da parte mia un ringraziamento a tutti quelli che stanno lavorando nelle case di riposo, cioè gli operatori, i familiari che sento spesso, cioè le associazioni di familiari, insomma tutti quelli che comunque gravitano attorno alle case di riposo. Le case di riposo cioè, è un mare magno perché stiamo parlando di 30.000, oltre 30.000 ospiti e più quanti? E 25.000 operatori. Lo dico perché magari qualcuno che non ha rapporti, non ha dimensioni, non pensi che stiamo parlando di una piccola casa, stiamo parlando di una massa di persone che supera quella degli ospedali, se ci pensate. Noi abbiamo 50, il doppio dei posti letto degli ospedali e peraltro con situazioni molto complicate. E quindi assolutamente, guardate, ogni mattina, e se qualcuno sarà chiamato a dirlo pubblicamente, è autorizzato a farlo, noi facciamo la riunione dei direttori generali, ogni mattina 3/4 della riunione sono situazionali a casa di riposo. Cioè ormai mi sembra di conoscerle
tutte, anche se magari molte non ho mai neanche viste, perché tutti i direttori uno per uno chiamateli e vi confermeranno, cioè il mood è sempre quello dei direttori. Prego, scusami Filippo. No, mi pare che uno dei temi del giorno sia quello di questa manovra economica annunciata dal Premier Conte, questa iniezione di risorse discrezionale di 400 miliardi a garanzia delle imprese. Sì, guarda, io adesso staremo a vedere il provvedimento, cioè dobbiamo arrivare ai livelli in proporzione della Germania ed essere efficienti come la Germania. La Germania, cioè, adesso siamo tempestati dai video di imprenditori tedeschi che dicono mi sono già arrivati 15.000 euro in conto, 9.000 euro in conto, vabbè. E io penso che noi non possiamo essere i parenti poveri dell'Europa, ve l'ho sempre detto. L'Europa, mi domando dov'è l'Europa? Noi siamo contribuenti netti con l'Europa, cioè abbiamo più soldi di quelli che ci restituiscono. Dall'altro dico una cosa, e sarà una delle cose che chiederò quando vedrò il provvedimento, dico che bene aiutare le aziende, però bisogna inserire una clausola obbligatoria, cioè bisogna che paghino i conti, bisogna che paghino le fatture ai fornitori, paghino i lavoratori, bisogna avere la garanzia che i lavoratori e fornitori siano pagati. Guardate che il vero problema di questo 2 mesi ormai è che tutti avanzano soldi da tutti. Cioè non è che puoi far ripartire l'economia così. E allora se il finanziamento è legato al fatto che devi essere diligente e rispettoso nei pagamenti, se no ti viene revocato il finanziamento, ha un senso. Ma c'è anche il rischio se no di andare a dare soldi a qualcuno che poi non paghi i conti. Siccome qui ovviamente giustamente se ne va il tema delle garanzie, tutto questo tema, cioè c'è un ombrello diciamo che copre un po' tutto, capite che sotto quell'ombrello c'è di tutto. Le imprese vanno aiutate, non si discute su questo, però ci deve essere una garanzia che si pagano le fatture. Non sto dicendo che abbiamo a che fare con dei poco di buono, attenzione, però siccome ci arrivano tante segnalazioni di piccoli artigiani, di qualche grossa industria che dice ma sai che ho dei clienti che non pagano, perché con la coronavirus adesso ormai va di moda che se le daremo faremo. Lo dico nell'interesse anche delle imprese, perché quando non paghi qualcuno vuol dire che non paghi l'impresa. I lavoratori magari hanno più tutele e quindi è più difficile non pagarli, però dico anche i lavoratori comunque, non si discute su questo. Cioè bisogna rispettare i pagamenti, perché l'intervento se è così come si immagina, se è vero che ci sarà una dilazione in 6-7 anni, quello che è un intervento sicuramente importante, va dato con delle garanzie. E le garanzie sono per me minimali, è questa, il resto dopo i nostri sono bravi, cioè, sono imprenditori seri, però guardate per tante aziende, fate una prova, tanti imprenditori mi dicono guarda che si è innescata congiuntura, come si dice? Questa congiuntura astrale negativa per cui ormai nessuno paga nessuno, cioè non va bene così. Oppure c'è lo sconto d'ufficio delle fatture, ti pago il 40%, ti pago il 50%, dice, la mia fabbrica te ne guarda come. Prego. Ma come si fa a controllare una cosa del genere? Scusi, Presidente. Semplicemente mettendola nel provvedimento dicendo che viene erogato e viene mantenuto il finanziamento a coloro che pagano. Su denuncia di chi non riceve i soldi praticamente. Certo, ma sai, quando è stato fatto il provvedimento del pagamento entro 60 giorni, no? Noi ad esempio come a ragione abbiamo i termini, no? Cioè, li rispetti, se no ti salta tutto. Così, ma anche per le imprese, cioè, si sono fatti molti provvedimenti negli anni in questo senso. In questo frangente penso sia doveroso. Se posso Presidente, prego. Parlando sempre di aiuti, sembra che, gliel'avevo già chiesto in passato, so che lei è favorevole, sembra che il governo non senta invece il tema di aiuti alle televisioni locali e alla stampa locale. Ma guarda, noi stiamo spingendo e lavorando per questo, visto e considerato che non è che si sta facendo una marchetta alle tv private, si sta semplicemente garantendo il pluralismo e penso che sia fondamentale riconoscere il lavoro di tutti voi, dalla RAI a tutte le tv private, insomma, in generale senza citarle tutte, a voi che siete qui in particolar modo, dico che voi avete fatto un'opera di protezione civile, chi ve lo fa fare sta qua con le dirette tutti i giorni, potevate anche portarvi a casa qualche servizio preconfezionato e via.
penso che questo sia un lavoro ma guardate, i colleghi presidenti sono tutti d'accordo con me su questo. Penso, io ne ho parlato sia con il Presidente del Consiglio che con il Ministro Boccia di questa partita. Penso che sia doveroso riconoscere questo. Cioè, non è che stiamo parlando di Antena 3 piuttosto che di Telenuovo o di, come si chiama, Telemanduria, no? Telenorba, scusa, Telenorba o altre, cioè, stiamo parlando di tutti, cioè, non è un intervento ad hoc su uno. Sono tutti lavoratori, ci sono tanti giornalisti coinvolti, insomma c'è un mondo. Presidente, cambio argomento e poi cedo la parola ai colleghi. È notizia di queste ore dell'approvazione da parte dell'Agenzia del Farmaco, però per uso compassionevole del, scusate se storpio il nome difficile, il ruxolitinib. Anche noi in Veneto utilizzeremo questo farmaco. È un farmaco proprio utilizzato per chi non è... Posso dire, guarda, abbiamo talmente tanti protocolli ormai aperti che lo dobbiamo verificare. Sappiate che noi tutto quello che si può sperimentare lo stiamo sperimentando. Chiederemo anche di avere una sperimentazione, se ce la concedono, con l'ozonoterapia e quindi con l'utilizzo di ozono, che sembra funzioni. Il Friuli dice di aver fatto delle prove, adesso vediamo se AIFA autorizzerà. E gli Stati Uniti si dice che utilizzino l'ozono, quindi una molecola di ossigeno ancora più performante. Andiamo a vedere. Grazie Presidente. Prego. Presidente, per quello che riguarda la fase 2 degli ospedali, quindi l'alleggerimento, in particolare per Schiavonia, volevo chiederle se si possono già dare delle indicazioni. Oggi ci sarà la conferenza dei sindaci dell'Ux 6 in Urbania e anche se è prevista una visita domani a mezzogiorno, se ci sarà anche lei. Dove? All'ospedale di Schiavonia. No, ma non so niente. Ma a parte questo, cioè, guardate. È una visita programmata alla terapia intensiva, la terapia al Covid intensiva. Hospital. No, se andate voi, siete già troppi voi, figuratevi se ci vengo anch'io. A che ora è che ci andate? A mezzogiorno, sì. Bene. No, le chiedevo appunto se... Chi è che ha fissato questo orario? Credo No, questa sera c'è una conferenza di... No, lo dico perché a mezzogiorno negli ospedali c'è tutta un'attività che sono quelle dei pasti e robe, cioè io andrei a un altro... Ma lì è una zona praticamente vergine. Sì, ho capito, però... Non so adesso sinceramente. Fate magari anticipare un po' l'orario. Ok, va bene, glielo dirò. Comunque da dopo Pasqua lei diceva che ci saranno dei numeri più precisi per capire quando cominciare. Dobbiamo vedere i dati epidemiologici, come sta andando tutto il tema sanitario, dopodiché, come abbiamo sempre detto, a me spiace che qualcuno si organizzi per fare, cioè con la contraerea quando forse qualcuno non ha capito di cosa stiamo parlando. Cioè, vi ho mai detto che gli ospedali Covid verranno tolti ai cittadini e se cominciassimo ad allentare ad aprire, sono 2 mesi di sottrazione dell'ospedale, ma stiamo parlando anche di aver curato 3.000 persone ad oggi, con quasi 700 morti. Cioè, forse è come in guerra, ma senti no, l'ospedale non deve utilizzare per curare i feriti, perché noi dobbiamo ancora continuare con le nostre robe. Tutti hanno diritto. E tanto è vero che noi comunque come attività ordinaria riusciamo ancora a garantire 9.000 persone al giorno, oltre le 2.000 ricoverate di Covid. Altro? Altre domande? Se no, vai. Sulle aziende, sulla riapertura delle aziende, Presidente. Allora, stamattina ho avuto l'occasione di sentire anche i sindacati. C'è Maretta, ci sono dei lavoratori in sciopero, sono alcune aziende che hanno aperto con il silenzio assenso praticamente. Ecco, sta cosa qui lei si è sempre detto sicuro che all'interno delle aziende si entra solo se... Noi continuiamo a controllare, però avete mezzi che sono limitati, quelli di spesa, rispetto al numero delle riaperture. Allora, c'è stato un via libera troppo generalizzato a suo parere oppure... Ma no, guarda, c'è un peccato originale, l'abbiamo detto dal primo giorno, guardate, ma non è contestazione, siccome me l'avete chiesto, vi ho sempre detto, cioè la modalità silenzio-assenso e richiesta deroga è inevitabile che dia la stura a un sacco di aperture. Oggettivamente in strada c'è gente. È comparsa da ieri, quindi vuol dire che rappresenta un sacco di deroghe in silenzio assenso. Probabilmente quello strumento della deroga in silenzio assenso è stato un po' un boomerang, no? Per chi vuole l'azione di contenimento. Quanto alle aziende, io tifo perché si apra il prima possibile, però vi ricordo sempre, primo, che la competenza è del governo, non è nostra.
Seconda, che bisogna essere anche persone per bene davanti a un'epidemia, una pandemia come questa, nel dire che ci vuole l'avallo della comunità scientifica, cioè non è che tu puoi aprire così perché va di moda dire che si apre. Considerate che io sono per aprire, se c'è un minimo spiraglio va seguito, però questa è la situazione. Ma c'è il rischio che aperture generalizzate o sempre legate al silenzio assenso possano fare, tra virgolette, mettere in rischio, rischio la procedura? Secondo me sì, nel senso che tutto quello che è procedura non regolamentata nei dispositivi, nelle misure, nelle proporzioni e tutto quello che sapete, è una procedura che porta all'assembramento che può mettere a repentaglio, cioè io non ce l'ho con le imprese, con i lavoratori, vi dico semplicemente che spero e auspico che ci siano almeno tutti i dispositivi e distanze di sicurezza. E il punto sui test anticorpali, che appunto su cui si mette molta fiducia, insomma. Ma guardate, il professor Plebani e il professor Lippi stanno lavorando, che sono i due estensori della proposta della ricerca scientifica. Si è messo in rete anche Treviso con il dottor Rigoli e questa mattina abbiamo parlato anche con Pavesi di Vicenza, che anche lui ha ancora 500 test che può fare, quindi di fatto diventa un network di sperimentazione. C'è assolutamente, voi avete visto poi, è inutile che vi stia qui a parlare dell'Orveneto nello specifico, vedete le testate nazionali e le testate straniere ormai parlano tutte del test sierologico. C'è chi dice che non è validato, però è pur vero che lo dicevano anche dei tamponi quando si è iniziato a parlare dei tamponi. Cioè, noi guardiamo e ascoltiamo la comunità scientifica, ci dicono e ce l'hanno scritto nero su bianco, che credono a questa partita. È pur vero che la comunità scientifica ci dice anche che se non vale il principio del test anticorpale, quindi sierologico, non vale neanche il principio del vaccino, perché il vaccino si basa sulla ricerca di anticorpi neutralizzanti. Quindi delle due l'una, se crediamo che funzioni, ci debba essere un vaccino, già che crediamo al test sierologico, che è la base per arrivare al vaccino. Ma temporalmente quando inizia la... Ha già iniziato? No, sì, sono già, ho sentito anche ieri mattina il professor Plebani, ci siamo messaggiati stamattina alle 6 penso. Sì, potevo messaggiare anche molto prima, non avevo niente. E dico che funziona. Addirittura ho scoperto stanotte che gli annunci cambiano a seconda degli orari, nel senso che tu vedi un annuncio alle 2, alle 4 non c'è più. Molto probabilmente fanno anche i refresh nei siti. E quindi così, bene, a notte porta consigli. Qui si insiste sul discorso del lavoro, che secondo me è fondamentale. Ah no, è cardine. Se i lavoratori si fermano, come sta succedendo in qualche fabbrica, possono ovviamente andare incontro a delle sanzioni. Sta cosa qua, cioè come deve comportarsi un lavoratore che non sente rispettato il suo diritto alla sicurezza? Allora, se un lavoratore pensa di aver leso i suoi diritti, ha gli strumenti per denunciare questa lesione, no? Primo. Due, io invito le prefetture a prendere in mano questa roba, ma l'invito non in maniera, in questo momento non bisogna fare cose repressive, però bisogna comunque cercare di avere un minimo di buon senso a affrontare questo tema. È vero che ce lo trasciniamo fino a venerdì, perché da sabato poi inizia il weekend pasquale e poi ci sarà un nuovo DPCM che probabilmente avremo già in mano venerdì. C'è voci che girano. Però dico anche che questa è una partita ormai che il decreto l'ha lasciata tutta in mano alle prefetture, è giusto che i prefetti si coordinano tra di loro. No, perché io vedo allora, la repressione di chi va in giro è molto forte, ci sono i droni, c'è i carabinieri, la polizia che ti arrivano se fai assembramenti eccetera. Ma su questo tema è un bonus del decreto, ma è chiaro, no? Ma guarda, se tu ci vai a vedere, cioè un po' tutti i commentatori, ma anche del governo, io ho visto anche posizioni assolutamente in linea, cioè molti hanno intravisto questa difficoltà, ma non per la gestione delle prefetture, guardate, non vengo qua a fare polemiche, se le prefetture sono in grado di gestire queste robe, ma per il fatto che si è creato questo strumento della deroga col silenzio assenso che dà la stura, cioè diciamo che
un ristorante, facciamo un esempio stupido, no? Una pizzeria potrebbe dire che fornisce i pasti che so, agli infermieri a un ospedale, e con l'ottica del silenzio-assenso potremmo ritrovarcela aperta. Allora tu mi dici, c'è il rischio? Beh, mi sembra logico, no? Cioè, in questo momento sì. Dopodiché apriranno con tutte le regole che verranno decise, però in questo momento insomma, qualche rischio c'è, se non ci sono soprattutto i dispositivi. Presidente, però da una parte capisco l'economia fondamentale ripartire, però lei ci ha sempre detto ascoltiamo gli scienziati, e proprio Crisanti dice di non fare l'errore, come ha sottolineato più volte lei, della Cina, quindi una ripartenza ma nel momento in cui si è effettivamente sicuri. Ma guarda, io penso una cosa, che ci vogliono gli scienziati che giustamente esprimono la considerazione, come fa il professor Crisanti, come fanno altri professori, e poi ci vuole anche l'equilibrio, perché noi che governiamo siamo chiamati poi a trovare delle soluzioni. Io ho fatto l'esempio stupido, ve lo ripeto, dell'auto base o full optional. Tutti siamo d'accordo che la full optional è quella che va meglio, ma se non hai soldi per comprartela vai in una versione diciamo più morigerata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'ideale è l'ideale, poi c'è anche, come si può dire, la vita, no? Cioè l'ideale sarebbe stato far trincerare tutti in casa, aver fatto come a Wuhan, dove c'era un capo condominio che ti dava gli orari per uscire, uno solo, per andare a fare la spesa un giorno alla settimana, però questo capite che diventa una roba, posso dire, siamo agli estremi, però siccome abbiamo anche una buona sanità, un buon servizio di prevenzione, penso che un equilibrio riusciamo a trovarlo. Grazie. Prego. Colleghi, io darei un attimo la Una parola. cosa, il governatore fa spesso i complimenti appunto ai giovani per la loro forza e determinazione in questa situazione, però anche gli anziani, poveretti, chiusi in casa, depressi, che non vedono una fine, anche per loro è un... Ma siamo assolutamente d'accordo che tutti quelli che rispettano le regole vanno ringraziati. Io faccio l'esempio dei giovani perché è più facile tenere un cavallo anziano alla corda, al capezzone, che un puledro. Il puledro salta sempre. E allora capite che i giovani veramente hanno un'energia da paura e riescono a contenere questa energia restando comunque a casa. Guardate che sono bravi. E gli anziani sì, ma gli anziani vivono anche il dramma del ricongiungimento familiare, no? Che sono isolati con un modello sociale che non è più quello di una volta dove il figlio abitava sulla stessa casa. Per cui hanno figli magari a 500 metri che non possono vederli, però è anche vero che abbiamo i telefonini e ci sono tanti strumenti. Scusate colleghi, io sento il dovere di dare un attimo la parola ai colleghi che non possono essere qua. Cominciamo subito con Alda Vanzan. Buongiorno, il governo ha deciso per il rinvio delle elezioni, dipendesse da lei quando le convocherebbe? Ma guardate, nel limite del possibile, rispettando anche il tema sanitario, io penso che sia fondamentale farlo il prima possibile. 2. Sento discorsi novembre, dicembre, io vorrei ricordare che è una follia, ma una follia, guardate, forse sono l'unico che parla così perché tutti dicono cavoli, ti allungano il mandato gratis. No, io invece sostengo il contrario, farlo in autunno vuol dire non prendere in seria considerazione che ci sarà comunque una recrudescenza del coronavirus. Rischiamo di non farlo più. Cioè, bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale, perché se arriva presto, e sappiamo che le previsioni sono che comunque ci sarà un ritorno, perché poi pian piano negli anni sarà la nostra influenza, che ovviamente avrà un vaccino, avrà tutte le sue storie, e troverà ormai una popolazione che avrà l'immunità di gregge famosa, no? Io trovo sbagliatissimo pensare a una sessione autunnale o addirittura invernale. Vi ricordo che la finestra per le amministrative oggi va dal 15 ottobre al 15 dicembre. La legge prevede che la consultazione autunnale di quelli che si prendono, diciamo, fuori giro, magari comuni che decadono, eccetera, è lì. Noi come possiamo fare una convocazione in dissonanza con le amministrative? La election day mi sembra logico, no? Come regioni, anche se potremmo fare, diciamo, all'interno di una finestra una scelta diversa. Pensare che si possano votare a dicembre, a novembre, a ottobre. Dico solo dal punto di vista sanitario, la vedo, spero che anche il ministro Speranza dica la sua su sta roba.
Seconda domanda della Vanzan, che è una segnalazione che arriva dagli operatori. Quando gli ospedali saranno riaperti, pensate di mettere dei divisori negli sportelli CUP per le prenotazioni di visite ed esami? Sì, guardate, stiamo già ragionando tutta una serie di modifiche un po' dappertutto, ma un mondo che cambia. Pensate che gli architetti dicono che ci saranno modifiche anche del modo di progettare, io ci credo a questo, no? Pensate al tema, non so, io immagino, sono stato in Finlandia anni fa e nelle case non entri con le scarpe, ti togli le scarpe all'ingresso, che c'è un ingresso, e poi cammini scalzi. Ma in qualsiasi occasione, anche una cena ufficiale, scalza. Questa è una regola del genere, no? In Giappone stessa roba. Allora, non sto dicendo che dobbiamo toglierci le scarpe, sto dicendo che in base alle abitudini che avremo modificheremo non solo gli ospedali e le aree di accettazione o di triage o quant'altro, ma anche quello che sono poi il nostro modo di vivere nelle case. Sarà sempre più distinta l'area dello sporco dal pulito. Oggi c'è più commistione, sono due termini tecnici, però andremo verso un'area sempre più asettica con una invece che potrebbe essere, diciamo, meno asettica. E Domenico Basso, lei sta parlando da alcuni giorni di graduali riaperture, non è che si rischia di creare eccessive aspettative, il pericolo è sempre dietro l'angolo, non è che rischiamo di prendere gol dal virus in zona Cesarini? No, ma ha ragione, tanto è vero che ogni volta dico guardate, ci vuole supporto scientifico e soprattutto attenzione, l'ho detto penso in tempi non sospetti, l'ho detto penso 10 volte, può essere che un giorno arrivo col bollettino e dico più 30, il virus è così. Il virus oggi ti vede camminare per la piazza e domani ti ritrovi con la mascherina dell'ossigeno in ospedale. Nicoluzzi Moro sarebbe interessata a più particolare sul piano di ritorno alla normalità dei Covid Hospital. Ma no, ad ora non ci stiamo lavorando. È ovvio che torneranno gli ospedali di sempre, io spero anche nel breve. L'unica cosa che prevede il piano da capire da che reparti si inizia, io dico sempre si inizia dai punti nascita, mi sembra logico, dove c'erano, sì, non è che andiamo a aprire dove non c'erano, e poi di conseguenza tutto quello che pian piano riusciamo ad aprire dismettendo quello che dobbiamo dismettere, perché vi ricordo che abbiamo ancora 2000 pazienti negli ospedali. Schiavonia ne è un esempio, se non avessimo avuto Schiavonia all'azienda ospedaliera sarebbe mancato un grande supporto, visto considerato che la terapia intensiva ha sfornato un sacco di pazienti, di subintensiva, insomma Schiavonia è stato eccezionale come punto di riferimento per questo coronavirus. Una collega di un giornale scandinavo, credo, dice: come maturò in lei la decisione da solo di fare i tamponi a tutti contro le indicazioni dell'OMS? Ma guarda, questa roba qua si rincorre giorno dopo giorno. Vogliamo chiarirla una volta per tutte. Allora, noi abbiamo fatto, quando è stato detto che c'era la dichiarazione dell'emergenza nazionale molto prima dei contagiati, vi ricordo perché poi la memoria la rinnoviamo così, prima dei contagiati eravamo forse a gennaio ancora. 31 gennaio, quindi anzi è stato scritto subito un piano di sanità pubblica che prevede le task force provinciali e quella regionale. Cosa prevedeva questo piano? Che nel momento in cui ci fosse stato un contagio, anche solo uno, si sarebbe riunita la task force provinciale di quella provincia dove c'era il contagio e avrebbe subito messo in atto tutta una serie di azioni, tra le quali isolare i contagiati e tamponare i loro contatti. Chi ha scritto questo piano? La dottoressa Francesca Russo. È lei che è il capo dipartimento della prevenzione della sanità della regione del Veneto. Cioè scrive i piani di prevenzione. Quindi ha depositato il piano, un mese prima, 2 mesi prima, quello che è, insomma sono piani che sono noti. È accaduto che il 21 febbraio scoppia il caso dei 2 contagiati a Bo, così non ve lo spiego più per l'infinito. Il 21 febbraio si riunisce subito, dopo mezz'ora, un'ora, la task force della provincia di Padova, dentro nei nostri uffici, alla LUISS di Padova. Io ci vado subito, perché io nel frattempo comunque ho anche la responsabilità oltretutto della protezione civile,
Lì alla riunione c'era un tavolo come questo, ci sentate una decina di persone nostre dipendenti della sanità, però poi è arrivato anche il sindaco Giordani in una finestra a salutare. E in quell'occasione io ho deciso 3 cose. Perché dico io? Perché le ho decise contro le linee guida anche del nostro piano, peraltro. Il nostro piano prevedeva isola il contagio, tampone i contatti del contagio. Ho detto, guardate, non sappiamo nulla di questo virus, è la prima volta che ce lo troviamo davanti, mi metto nei panni di 3.000 cittadini di Vo che avranno tutti il terrore di capire cosa sta succedendo. Tamponiamo tutti i cittadini di Vo. Quella è una decisione mia e di nessun altro. Potete chiedere a chi volete. Tanto è vero che poi sono stato attaccato i giorni successivi. Vi ricordate? Non rispetta le regole, l'OMS non prevede questo. Questa è la vera storia. Io ho deciso i tamponi di Vo, nessun altro. Dopo Vo, a quel punto, vi ricordate che dopo un po' di giorni va in quarantena, cioè viene perimetrato dopo 3 o 4 giorni, decidono di perimetrarlo. Potremmo anche decidono di fare la prima quarantena della storia di un paese, noi e i 10 comuni dell'Odigiano. È la prima ordinanza che viene firmata da me e da Speranza, perché poi hanno sempre fatto i DPCM, allora si fece un'ordinanza e si crea l'area, famosa area rossa, una in Veneto e i 10 comuni. Di questa area rossa, questo avviene dopo 3 giorni dal contagio, quindi saremmo stati il 23 o il 24, al 10° giorno di quarantena, 11° giorno di quarantena, forse più 11° o forse anche 12°, cioè prima dello scadere delle 2 settimane, mi chiama il professor Crisanti, che io non conoscevo, e mi dice: guardi, ho visto la vostra esperienza di Vo, ho visto che avete fatto 3.000 tamponi il primo giorno, le dico che secondo me è un dato scientifico che nessuno ha al mondo, perché nessuno ha l'aver circoscritto, tamponato in quarantena tutto un paese, nella quale, scusate, i tamponi di Vo, quelli che ho voluto io, ci hanno svelato subito un segreto, che avevamo 66 positivi asintomatici, anzi 11 poi li abbiamo portati in ospedale, ma ne abbiamo scoperti altri 66, il che vuol dire che se non li trovavamo, questi continuavano comunque a girare tranquillamente, Vo sarebbe diventato una bomba di contagio. Detto questo, mi chiama il professor Crisanti, dopo fate tipo almeno dopo 15 giorni del caso Vo, dice: siccome siete gli ultimi giorni di quarantena, le propongo, se me lo finanzia, di fare un secondo giro di tamponi. Qui sono stati eccezionali i cittadini di Vo, ringrazio tutti, anche il sindaco che si sono messi in posizione, per vedere cosa è accaduto. E ne venne fuori, peraltro chiaramente, che i contagiati erano diventati 6. Questa è la storia di Vo. E questa è la storia dei tamponi del Veneto. Adesso spero che nessuno me la richieda più. L'avete capita tutti, no? All'estero ancora non è chiarissimo. Infatti la Svezia, insomma, qualche problemino ce l'ha. Malavasi, è l'ultima domanda che ho ricevuto. Più marchi della grande distribuzione interpellati dicono di non riuscire a vendere a breve le mascherine, sia perché sul mercato non se ne trovano, sia per i prezzi, soprattutto per quelle a maggior efficacia. Pensando che con le mascherine si dovrà convivere almeno un bel po' nella fase 2, secondo lei come si uscirà dal problema? Ma guardate, io ne parlo pressoché quasi tutti i giorni, è fondamentale. Allora, le mascherine, è bene che lo dica, e fra l'altro approfitto anche per un appello. Mascherine se ne trovano, lo dico noi operatori, ne troviamo. La Regione Veneto ne ha comprate 24 milioni e mezzo, cioè il magazzino di 6 mesi, vi abbiamo dato i dati perché è tutto ufficiale. Quindi il primo appello, lo dico ai tanti che ci chiamano ancora offrendoci mascherine, non ce ne servono, nel senso che abbiamo i fornitori già definiti, l'azienda Zero ha già fatto gli ordini e stanno arrivando, tanto è vero che ogni giorno ne consegniamo 230.000, 240.000 alle ULSS. Tema qual è? Che avendo ancora in piedi la partita della confisca del carico, se non è destinato agli ospedali, alla sanità, il titolare di una catena di supermercati fatica non poco a riuscire ad andare a comprarsi un container di mascherine, un aereo di mascherine, per poi distribuirlo nei banchi dei supermercati, perché gli viene confiscato, quindi nessuno rischia. Quindi chiedo al governo, lo dico anche ufficialmente per la 1000ª volta,
che tolga il tema della confisca, cioè che liberalizzi almeno le chirurgiche. Teniamoci le FFP2, cioè le FFP3, ma le chirurgiche via. Le chirurgiche, guardate, ce ne offrono, se provate online ve le comprate. Anzi, noi due siamo riusciti a comprarcele anche in piena emergenza. Ne abbiamo comprate quante? 30 mi sembra di ricordare. 30. Su Amazon. Su Amazon. Ma no, l'abbiamo fatto due per diversi. quindi due fornitori diversi, quindi l'abbiamo fatto anche per provare. E dall'altro dico che è fondamentale questo, cioè noi dobbiamo mettere i cittadini a condizione di potersele trovare al supermercato e nelle farmacie e a prezzi ovviamente abbordabili, cioè adesso io non so quanto le pagano i nostri, ma la mascherina mi dicevano che insomma verosimilmente con 40, 50, 55 centesimi la mascherina cinese che arriva a noi, che arrivava a noi. Per quanto riguarda la categoria degli offerenti, ho già fatto l'appello, cioè al momento non ce ne servono. Per quanto riguarda delle nuove iniziative di produzione di mascherine, dico a tutti, perché molti ci mandano campioni, ci dicono, cioè noi non istruiamo pratiche per le mascherine, non possiamo occuparci delle pratiche, diciamo semplicemente l'assessore Bottacin può dare indicazioni, poi l'imprenditore deve, avute le caratteristiche, deve cercare di organizzarsi. Però voglio ricordare, attenzione, di far bene i conti, perché la chirurgica ha dei costi di vendita cinesi che sono inferiori ai costi di produzione veneti. Non sto difendendo la produzione, dico che se il governo non decide che questa è una produzione strategica che va aiutata, siamo sempre fuori mercato, cioè suicida. Io sono per aiutare, dire bene, decidiamo che dobbiamo avere una produzione di 100 milioni di mascherine al mese, stabiliamo un contributo a mascherina di 20-30 centesimi e chi le produce sa che ha questo incentivo, basta. Io avevo una domanda sempre sui tamponi. Prima si diceva del fatto che si è accumulato un certo ritardo per il fatto che mancano i reagenti, perché noi stiamo ricevendo diverse telefonate di persone che sono in attesa dell'esito del secondo tampone, vale a dire sono in isolamento, hanno fatto il secondo e stanno aspettando e volevano sapere per l'appunto quando magari si smaltiranno. Guardate, il tema è uno solo, che i tamponi se ci fossero e se ci fossero soprattutto i reagenti per processarli non ci sarebbero questi problemi. Quindi, e siamo ancora la regione che è riuscita a farne di più, 155.000 come avete visto. E si sta correndo, adesso speriamo che questa macchina che si mette in funzione a Padova ci dia ossigeno, respiro, perché poi li potremo lì a processare. Se non avessimo avuto il problema di reagenti che non danno a nessuno, cioè ne danno pochi, noi abbiamo una capacità, avremmo avuto una capacità di 20.000 tamponi al giorno. Adesso lo stiamo recuperando a quei livelli, ma comprando una macchina, ce l'abbiamo comprata per rispondere a questa emergenza la macchina. Cioè, questa è la storia vera, se no a noi non serviva un'altra macchina. Un dettaglio, Presidente, un dettaglio sulla donazione della Banca d'Italia che mi ha incuriosito. Con che modalità è avvenuta? Ho parlato con Daniele Franco, peraltro un Veneto, che è Banca d'Italia, lo sapete, e ne abbiamo parlato, mi ha detto che Banca d'Italia aveva in animo di aiutare le regioni su questo fronte e ne abbiamo discusso, ho detto che noi dedichiamo ovviamente le risorse che arrivano dalla Banca d'Italia a coprire gli acquisti che abbiamo fatto, come lo facciamo per molti altri imprenditori, cioè imprenditori che ringrazierò per aver contribuito all'acquisto, il suo corrispettivo ci ha permesso di provvedere all'acquisto di tot macchinari, abbiamo un listino prezzi per cui riusciamo anche a dare un'idea di cosa siamo riusciti a comprare. Se non ci sono domande lascerei la Una parola. cosa che devo dire solamente perché mi hanno chiesto i giardinieri, perché guarda che stiamo arrivando ai molte- giardinieri. ai giardinieri. Ancora ne abbiamo parlato tante volte, so che hai parlato anche di Ma guardate, È allora, vero, però è una cosa molto... arrivano mail, non so. guardate, io vi dico questo, c'è un parere, ho visto del prefetto di Verona che mi sembra dalla lettura, non so se te l'ho visto, Sì, che faceva riferimento all'ordinanza Allora, di prima, quindi ce l'aveva in mano, quindi a posto. quindi faceva riferimento all'ordinanza e che dava l'ok per le attività. E io spero se mi informino, nel senso che poi chiedo sempre un po' di buonsenso, cioè ringrazio tutte le forze dell'ordine, però poi capite, sta partita qui finisce sabato,
cioè non è che stiamo parlando del programma da 8 anni. Cioè, questo non può essere un paese nel quale se cerchi di fare qualcosa ci sono sempre problemi, perché comunque abbiamo cercato di dare un minimo di respiro a quello che è il verde pubblico e il verde privato, sapendo che ci va una persona da sola, al massimo 2, se nelle mascherine, lavora all'aria aperta in campagna, cioè se mettiamo in discussione anche questa roba qua, allora non so quante attività dovremmo mettere in discussione. C'è un'altra attività che diventerà necessaria nei prossimi giorni, visto anche questa sala è piena di zanzare. Stanno arrivando le zanzare, quelle attività di istituzione di zanzare no, pensavo dopo il cavallette delle zanzare che sono proprio. No, sta diventando soprattutto in pianura una roba, potrebbe diventare, se non si fanno quelle operazioni, facevano i comuni una volta, ma adesso devono fare i privati. Disinfestazione, sì. Ma ci sono dei programmi di disinfestazione, però guardate che il tema delle zanzare è un tema anche di questo clima subtropicale, non so vedere che condizioni abbiamo. Ma le imprese possono lavorare questo, sì? Beh, guardate, adesso vediamo di arrivare a sabato o domenica e vedremo cosa succede sul decreto. Perché sto già pensando che, guardate, ieri mi ha scritto un operatore, e dice, guarda, io devo mettere a posto il mio pezzo di spiaggia, lo faccio da solo, a mano, però siccome non si può andare in spiaggia, perché è un parco, mi becco la multa. Capite? Ma io sono il proprietario del bagno, me lo sto solo rastrellando, sistemando. Lì capite, a quei livelli lì è come pensare di riuscire ad arrivare con l'ago sull'ultimo capillare del corpo. È impossibile, spacchi il capillare, c'è già che qualcuno dice, per me non sei la vena più grossa e vedrai che il sangue arriva anche lì. Grazie ragazzi. Io lascerei la parola all'assessore Lanzarin per la situazione delle case di riposo e poi eventualmente ci fossero domande in termini di protezione civile, mascherine, DPI, l'assessore Bottacin. Si considerate l'assessore preparatissimo sulle case di riposo. Grazie. È un'allusione alla sua età oppure? No, non lo so. No, Filippo, questa proprio. Dillo lei dai scherziamo, si sono arrabbiata. Allora Filippo, siccome la domanda una ragazzina. siccome la domanda l'aveva Adesso fatta, non esagerare. La ragazzina è offesa. siccome la domanda l'hai fatta tu, se la ripeti così Sì, assessore. a vantaggio di tutti. Ecco, siccome si parla tanto delle case di riposo, abbiamo visto, le vittime, i contagiati, hai qualche dato relativo all'andamento dei test, dei tamponi sugli ospiti e sul personale? Questa era la domanda. Allora io mi impegnerei per domani nel formularmi una tabella un po' fatta bene, anche divisa USL per USL con numero tamponi, numero positivi, operatori divisi per ospiti. Quindi insomma cerchiamo, perché me la stanno confezionando, perché non è semplice, perché poi dobbiamo chiedere ogni singola azienda, su ogni singola casa, la suddivisione casa di riposo, la suddivisione tra ospiti e operatori, però comunque quello che vi posso dire è che il programma sta andando avanti e dagli incontri, come diceva il Presidente, che facciamo ogni mattina con i direttori generali, e ormai da 10 giorni a sta parte il tema principale è quello delle strutture per anziani, delle case di riposo, vi assicuro che insomma ci hanno dato questo termine entro fine settimana, perché erano da ieri insomma 5-6 giorni, quindi io credo che entro la fine settimana, poi ci sarà qualche uso insomma che avrà un giorno in più, un giorno in meno, dovremmo finire di tamponare tutte le strutture. Quindi i numeri che citava prima il Presidente, insomma io credo che entro fine settimana, quindi nei 5-6 giorni, 6 giorni, 7 insomma da lunedì, da ieri, insomma dovremo chiudere questo programma e quindi avremo una fotografia di tutte le strutture, tutta la suddivisione tra ospiti e operatori e quindi con diciamo così il quadro generale. Io credo che siamo l'unica regione che avrà questo dato, perché non credo che altre regioni abbiano fatto un intervento di tamponi all'interno delle strutture per anziani con numeri come li abbiamo noi, quindi insomma sarà un dato molto importante. Nel frattempo continuano tutte le operazioni che ci sono all'interno di queste strutture, nel momento in cui sono andati dentro, hanno fatto i tamponi, hanno già trovato numeri positivi eccetera, la suddivisione, quindi l'isolamento tra i positivi e i negativi, cercando
cercando quindi di evitare qualsiasi tipo di contatto tra gli uni e gli altri, ma anche, prima si diceva, il discorso dello sporco, quindi la biancheria, quindi evitare dove è possibile. Poi sappiamo che in alcune strutture vecchie, datate, non è sempre possibile anche, diciamo così, elementi di promiscuità di questo tipo. Sono iniziate ad andare già dalla settimana scorsa equip che sono state appunto costituite all'interno di singola azienda, formate dal geriatra, l'infettivologo, il pneumologo, l'infermiere, eccetera, all'interno delle strutture, per quindi dare supporto, assistenza, verifica da un punto di vista sanitario. Citiamo, perché l'ho visto, insomma, l'azienda USL Berica ha richiamato il primario infettivologo che era andato in pensione, quindi questo è uno di quelli in pensione che ritorna ed fa parte di questa equipe che va nel territorio all'interno delle case di riposo proprio per vedere la situazione. Sono operative, come dicevo ieri, da domenica mi sembra le USCA, che sono queste unità che sono state costituite nuove di supporto in medicina generale, determinate dal decreto, dal DPCM e quant'altro. Un dato che avevo ieri sera e quindi Carlo eventualmente in giornata lo diamo, mi sembra che è stata fatta un avviso proprio per le USCA e hanno risposto finora 370, il dato di ieri sera era 370 persone, quindi insomma mi diceva ieri sera la dirigente delle cure primarie. E quindi anche in questo caso eventualmente riforniamo il dato complessivo prima di sera, quindi hanno risposto, quindi le USCA che escono, anche queste escono, vanno all'interno delle strutture per anziani, oltre per andare a domicilio con le persone che sono a casa con sintomi a domicilio, e vi ricordo che abbiamo iniziato anche il trattamento farmacologico a domicilio, quando parliamo degli antimalarici, ma anche all'interno delle case di riposo. Quindi oggi questa è la situazione. Se posso dire, forse di fronte che almeno sento dai messaggi che mi arrivano, dalle segnalazioni che mi arrivano da familiari piuttosto che da gestori, piuttosto che da sindaci, il grande problema è quello del personale, nel senso che effettivamente, essendoci una buona parte del personale positivo, stanno andando molto in affanno. Qui allora, ripeto quello che ho già detto, tutte le aziende sanitarie hanno fatto dei bandi appositi per reclutare personale sia all'interno dei propri ospedali, che su base volontaria devono andare in queste strutture, sia esterno, e quindi per mettere in moto insomma anche queste procedure. Alcune strutture stanno mandando i propri infermieri all'interno delle case di riposo, quindi i propri OSS, i propri infermieri, e in più ci sono anche strutture che, tramite quel discorso che facevamo con la sanità privata, che stanno andando in supporto appunto all'interno di queste strutture. Stiamo cercando insomma in tutti questi modi di incrociare un po' le domande e le offerte, di cercare di mettere in contatto e quindi dare la massima assistenza anche su questo fronte. Vi ricordo che gli operatori del sistema sociosanitario che sono negativi ma che sono stati in contatto, vale la stessa regola per quanto riguarda i sanitari, questo l'avevamo scritto fin dall'inizio, nel senso che vengono controllati come i sanitari e possono tornare comunque all'interno di queste strutture. Ci sono stati segnalati casi anche di questo tipo e quindi adesso insomma verificheremo se sono stati fatti i tamponi di controllo, in modo che questi che non sono positivi ma sono negativi, ma erano dei contatti erano stati in contatto con dei positivi, previa verifica, come succede all'interno degli ospedali, possono comunque tornare all'interno ed operare. Assessore, se posso, buongiorno. Che risultato state ottenendo appunto dal farmaco a domicilio? Non ho oggi un risposta. resoconto per dirvi, eventualmente vediamo se nei prossimi giorni riusciamo ad avere un Grazie resoconto. Assessore. Ecco, in attesa appunto dei dati, ma almeno un pochino la sensazione qual è? Qualcosa hai già detto, tra gli operatori mi pare di capire il livello di positività è molto elevato. No, allora è chiaro che questo qui credo che sia anche da un punto di vista statistico e matematico, più tamponi facciamo, se noi oggi andiamo a tamponare tutte le strutture, se mettiamo i 30.000 più i 25.000, stiamo parlando di circa più di 50.000 persone, insomma tanti quanti sanitari, capite che ne troviamo di positivi, quindi aumentano, è normale insomma questa cosa dei positivi. L'importante è che ci siano le operazioni di isolamento rispetto
i numeri negativi che ci sono e anche ci siano poi tutte le protezioni per chiaramente gli operatori che sono all'interno e fanno assistenza o quelli nuovi che vanno all'interno a fare assistenza, insomma, ecco questo. Quindi vediamo insomma questi dati e cerchiamo poi di capire, queste sono le azioni che noi oggi abbiamo messo in campo e ci auguriamo insomma che siano delle azioni anche che diano dei risultati. Non è un problema solo Veneto, voi vedete, se vedete sui giornali, se vedete nelle trasmissioni, ormai il focus sulle strutture per anziani è un focus quotidiano, quindi è un problema non sicuramente solo nostro, che però io credo che con queste azioni insomma stiamo cercando di dare una risposta. Il ringraziamento chiaramente va poi a tutto questo mondo che è un mondo molto variegato, insomma. C'è stato qualche trasferimento? Perché si diceva che laddove la logistica... Oggi è il 6 o il 7 oggi? Il 7, perfetto. Perché nell'ultimo piano, nel piano di salute pubblica, quello che abbiamo presentato la settimana scorsa, le aziende avevano il termine del 7, quindi oggi, per presentare le valutazioni di rischio su ogni singola struttura. Quindi io penso che da domani in poi, se ci sono dei trasferimenti, se ci sono delle strutture che diventano, tra virgolette, strutture residenziali, sociosanitarie Covid e altre no, lo vedremo dal piano che le aziende sanitarie, quindi le singole USL, dovevano appunto redigere entro il 7, quindi oggi è il 7, quindi da domani in poi vedremo anche un piano rispetto a questo. Io avevo sentito che c'erano già alcuni direttori generali che stavano già pensando però di attuare delle operazioni di questo tipo. Grazie. Se ci sono domande ancora, l'assessore Bottacini è a disposizione. Mi pare che possiamo chiudere, grazie. No, per rispondere invece alla domanda che faceva nel frattempo mi sono informato, anche da noi verrà utilizzato questo farmaco, insomma, che AIFA ha dato, quindi parere positivo. Quindi domani vi diamo una tabella, vero assessore, con un po' il quadro, positività tra ospiti, una tabella complessiva divisa per ogni singola azienda. positività, negatività. Con anche il numero di tamponi che finora abbiamo fatto all'interno delle strutture. Grazie. Grazie a voi.